parliamo di Savoia Cup. Cos'è la Savoia Cup in 30 secondi? La Savoia Cup è una bellissima kermesse sportiva che da 8 anni si disputa a Cortina d'Ampezzo in partnership con il Grand Hotel Savoia e che per la prima volta viene giocata d'estate dall'8 al 10 agosto. Giocheranno la Savoia Cup non soltanto a atleti professionisti del circuito mondiale ATP, ma anche sportivi che vengono da diverse discipline, ma che sono tutti valenti tennisti, vengono dal mondo del calcio, della ginnastica ritmica, dell'automobilismo. Ci saranno anche però esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e perché no anche della politica. Tutti giocheranno per una giusta causa, per una charity, la Hill, che si occupa della ricerca sul cancro, sui tumori cerebrali, sui bambini. Quindi tutti insieme, appassionatamente, con lo sport, ma per una causa veramente importante. La Savoia Cup però non è solo sport, è anche glamour. Quest'anno all'interno, come evento collaterale, ci sarà la tappa veneta di Miss Mondo e Mister Italia, quindi le reginette di bellezza sfileranno al Tennis Country Club Cortina, alterneranno le loro sfilate ai match dei giocatori di tennis per ambire l'arrivo alla tappa finale di Miss Mondo. Assieme alle ragazze di Miss Mondo sfileranno i ragazzi di Mister Italia, un gran bel vedere quindi. Noi saremo presenti, anzi, in gioco di parole, presenteremo una nostra nuova etichetta che riguarda un vino per le barche, ma siamo in montagna e lo presenteremo in montagna. Una bottiglia particolare che, d'accordo con l'organizzazione, sarà messa poi all'asta. Una delle attività collaterali della Savoia Cup, sabato 10 agosto alle ore 21 ci sarà assieme alle premiazioni della Savoia, con le premiazioni di tutti i VIP e delle squadre partecipanti, ci sarà anche lo Scoiattolo d'Oro, che è un premio giunto alla 6ª edizione, un premio che ha visto protagonisti negli anni passati imprenditori, sportivi, politici che si sono contraddistinti non solo nel loro ambito, ma che hanno dato un contributo importante grazie ai loro valori e alla loro professionalità al mondo dello sport. Alla Savoia Cup a Cortina a fare cantine ad una bellissima kermesse sportiva tutti insieme.